51 miliardi di euro nel 2008, poco più di 18 nel primo semestre del 2009. Sono i numeri delle esportazioni in Veneto, scese in una manciata di mesi del 20%. Il dato salta all'occhio sfogliando il rapporto Veneto Internazionale elaborato da Unioncamere. Questo evidenzia che ci sono territori che hanno subito la crisi più di noi, quei territori sui quali noi esportavamo e che ci creano le difficoltà. Questo dato è incrociato un po' anche con i traffici internazionali, che sono quelli che sono calati di più. Noi dobbiamo però ragionare di emergenza e ragionare anche di strategia, questo è l'elemento, perché è chiaro che non tutti i territori soffrono, non tutte le economie soffrono solo quelle occidentali, ci sono le economie emergenti che continuano a crescere anche in un momento di crisi. Il Veneto comunque tiene duro e nell'export rimane la seconda regione dopo il Friuli Venezia Giulia, tra i beni più esportati i prodotti alimentari. Ma chi compra da noi? Il nostro primo buyer è la Germania, con 6 miliardi di esportazione. Stati Uniti ha incominciato, esportazione anche con la Cina. Chiaramente abbiamo fatto 9 miliardi nel primo semestre, Francia e Brasile. Questi sono i paesi, più poi anche gli altri. Ma noi importiamo però anche dalla Cina? Sì, noi importiamo molto meno di quello dell'esportazione, per cui il saldo ancora è positivo. In occasione della presentazione del rapporto nei saloni della Camera di Commercio di Treviso sono stati consegnati anche i premi Marco Polo a 14 aziende venete distintesi quest'anno in ambito internazionale. Tra queste la Comet di Chioggia, specializzata in biancheria intima e corsetteria, che fondata nel 1956 oggi conta 38 dipendenti. Voi siete un'azienda che ha vissuto, sta vivendo la crisi oppure no? Stiamo vivendo la crisi, ma ci stiamo riorganizzando a 360 gradi per riproporci sui mercati internazionali con tante nuove idee e con ottime prospettive per il futuro. Quindi secondo lei la sfida qual è oggi per gli imprenditori come voi che pensano al futuro? Innovazione, innovazione, innovazione.